Marino, col numero 9 Giulia Ingrassia, col numero 11 Federica Polizzi, col numero 12 Anastasia Benzic, col numero 15 Manuela Raffaele, col numero 16 Rosenza Baldina, col numero 20 il capitano Simona Cascio, allenatore della squadra messinese Simone Grillo, assistenti Bianca Bonacorsi, Alberto Scandurra. E adesso signori, un applauso per la Remo Via Grande, numero 5 Alexandra Semechuk, numero 3 Francesca Amico, numero 30 Chiara Sarcia, numero 10 il capitano Giulia Spampinato, numero 13 Iana Katerincic, numero 14 Giuliana Lavanna, numero 15 Gloria Giacobbe, numero 21 Giorgia Gazzè, numero 17 Fabiana Bosio, numero 28 Giorgia Scalia, numero 31 Vittoria Rostowska, numero 44 Jaroslava Ivaniuk. Arbitri della sfida il signor Paolo Filesi e la signora Angelica Barca. E adesso l'inno nazionale d'Italia.
ragazzi che ogni volta ci mettono 3 minuti per ritornare. Ok. Buonasera e benvenuti dal Palatomarchio di Via Grande, dove questa sera assisteremo assieme alla finale tra Rainbow Via Grande e San Matteo Messina. Io sono Roberto Quartone e vi accompagnerò per questa diretta in contemporanea sulle pagine Facebook di Basket Catanese, Rainbow Via Grande, Comitato Regionale Tip Sicilia e anche in televisione su Sesta Rete. È una partita fondamentale per entrambe le squadre perché gara 1 di finale, chi vince poi andrà ai concentramenti per la promozione in Serie 2. Andiamo a vedere velocemente la grafica con le squadre che andranno in campo. Dalla destra verso la sinistra del teleschermo attaccherà la Rainbow Via Grande con numero 10 Spampinato, numero 5 Semenciuk, 13 Katerincic, 14 Lamanna, 31 Rostosca. Dall'altra parte attaccheranno da sinistra verso destra il San Matteo Messina con la 7 Scardino, la 11 Polizzi, la 15 Raffaele, la 16 Cosenza, la 12 Benzic. Arbitri saranno Filesi e Barca, ufficiale di campo Catanè, Pizzimento scusate, e La Spina. Dunque Palatomarchio pieno per questa partita di cartello. Perché di cartello? Perché le due squadre si sono affrontate tantissime volte nel corso degli anni, sono due delle sfidanti principali, nonché vincitrici già del campionato più volte, dunque tra le squadre più titolate a effettuare appunto questa finale. Peraltro 6 finali con gara 1, 2, 3 per San Matteo Messina, dovuto vincere alla Bella contro la Stella Palermo, mentre la Rainbow ha avuto ragione del Gonzaga Palermo in appena 2 gare, 2-0 con la partita di ritorno addirittura più in discesa rispetto alla partita di andata. Siamo praticamente pronti per iniziare la gara con l'arbitro Paolo Filesi che alza la palla tra Rostosca e Benzic. La prima palla è Rainbow con Giulia Santiago, la capitana, che inizia con Matteo Persenencic. La uscita la doppia della manna, ma la difesa di San Matteo è molto stretta. Katerincic che schiaccia terra, che recupera da Scardino, poi contro rubata di Katerincic va a segnare 2-0 Rainbow. Inizia molto bene la formazione di coach Ninni Gebbia, già 2-0 per le bianco-rossazzurre. Adesso San Matteo Messina, Pulizzi in posizione di palla per Benzic, l'Ucraina che dà la palla tenta la manna, apertura per Spampinato, rallenta il ritmo di Spampinato da Semencic, ancora per Spampinato, un lob per Semencic in post basso e altri 2 punti, 4-0 Rainbow, tutti targati i colori giallo-blu dell'Ucraina, appunto con Katerincic e poi Semencic. Manuela Raffaele in campo con la maschera perché si è rotta il naso nella gara 3, va a segnare, quindi i punti sono i suoi per le peloritane. Dicevo appunto in gara 3 è successo un po' di tutto, ovvero Giorgia Guerri, la leader di San Matteo Messina ed ex capitana Rainbow, si è rotta il legamento del ginocchio e Raffaele si è rotta il naso. Sicuramente Guerri è in panchina solo per di firma oggi. Katerincic tira da finire sul tabellone, palla sul fondo, l'arbitro Filesi indica lato San Matteo Messina. Intanto già coach Gebbia si è spogliato della giacca, inizia a sudare il coach catanese e a fare indicazioni per le sue ragazze, campionesse imbattute della prima fase della Serie B Memorial Molliche, adesso finaliste per andare a concentramenti per la Serie 2. Raffaele scaglia su Cosenza, vuole servire Benzic ma la contrasta Rostosca, alla fine con l'aiuto del tabellone va a tirare Cosenza, rimbalzo per Spampinato, riparte la Rainbow Via Grande, palla a Semencic in post basso, in arcobaleno che va a finire tra le mani di Benzic, riparte con Scardino, chiamano lo schema mimando alla fine dei 24 secondi.
si mette proprio davanti alla sua panchina, serve Raffaele a uscire dal blocco, adesso Cosenza dall'altra parte, stanno finendo 24, Renzic fa un blocco un po' particolare, alla fine partita del tiro è corto, rimbalzo tra le mani di Caterinci che la manda e tende sul fondo, sta rimessa per San Matteo Messina. San Matteo Messina che invece arriva ai playoff con un record di 8 vittorie e 6 sconfitte, si è qualificata soltanto grazie alla agli scontri diretti nei confronti della Rescifina Messina, che invece è rimasta a sorpresa fuori dalla post-season. Qua tiro e rimbalzo di Renzic, servita dal tiro 3 Scardino, rimbalzo che in qualche modo finisce dalle mani delle messinesi. Polizzi aspetta, si chiama la palla Renzic, poi alla fine sette in proprio Polizzi, il tiro è lungo, rimbalzo dalle mani di Caterinci per Semencic. Siamo oggi in diretta anche su Sesta Rete in televisione per questa finale di Serie B femminile. Sentite il rumore assordante dei tifosi oggi qui al Palatomarchio. Caterinci, penetrazione, un lay-up che va a finire tra le mani di Cosenza. Sarà palla 2, dunque rimessa per le peloritane. Così indica l'arbitro Angelica Barca di Ragusa. Ricordiamo un punteggio di 4-2 per la Rainbow Viagrande. Scardino. Cosenza, rimessa dal fondo. Sarà rimessa per la formazione di Catania. Semencic. Porta palla, Semencic su sé Raffaele per Spampinato, penetrazione, Scardino su di lei, fallo dunque per Rostosca, bella assist che va direttamente al fondo della retina con i 2 punti facili di Victoria Rostosca. Passa dal campo San Matteo Messina, più 4 al momento del punteggio. Polizzi invece poi scarica su Scardino, bella penetrazione, bello Iaco, ritorna a farsi sotto la formazione messinese. Adesso Spampinato, Semencic, la manna per Rostosca. Spampinato, adesso Caterinci. Schiacciato terra che viene intercettato da Renzic e dunque palla di nuovo per Messina, passaggio per Raffaele che la perde. Renzic tira una cannonata addosso alla compagna Manuela Raffaele, non riuscirà a trattenerlo e dunque sarà rimesso dal fondo con 14 secondi per la Rainbow Viagrande. Tanto time out, noi ci fermiamo un secondo. Torniamo in diretta, la Rainbow in questo in palla con Giuliana Manna che sbaglia il tiro, rimbalzo conteso, ancora una palla a 2. Ancora una palla a 2 che questa volta premia
ancora la Rainbow con 14 secondi avrà la possibilità della rimessa dal fondo. Semenchuk per Spampinato, penetrazione, tiro è corto, saranno 2 tiri perché ancora un fallo per la difesa del San Matteo di Messina. Fallo questa volta fissato al numero 16, ovvero a Manuela Raffaele. Per lei quest'anno 17 presenze, 162 punti con la maglia bianco-rossa. Va a tirare Giulia Spampinato, primo assegno per la capitana, 11,3 punti di media quest'anno in Serie B. 2 su 2. 2 su 2 con Michalik che adesso è entrata in campo per coach Simona Grillo. Scardino, Michalik, la polacca prova a penetrare ma buona guardia fa Semenchuk, poi alla fine riesce. Adesso chiama schema per le sue, serve la manna per Katerincic. Fallo, ancora un fallo fischiato da Paolo Filesi, questa volta Venzik, sarà semplice rimessa laterale. Rientra in campo intanto Raffaele che aveva ceduto il suo posto a Michalik dopo il time out, invece questa volta andrà a fare la play perché Scardino va a sedersi in panchina. Semenchuk si incarica di rimessa laterale, esce Spampinato dal blocco, penetrazione di Spampinato, adesso per la manna, va a tirare, non è buono il canestro perché è venuto prima il fallo della numero 15, credo, questa volta fallo di Raffaele. Altro cambio, primi minuti per Giulia Ingrassia, primo ingresso in campo per lei. Adesso rimbalzo di Cosenza, Raffaele dà palla a Cosenza per Ingrassia, adesso Venzik, penetra Venzik, arriva fino in fondo, il tiro è corto, c'è passi di Venzik e dunque sarà rimessa dal fondo per la Rainbow Via Grande. Semenchuk, lob per la manna, non viene agganciato, palla dal fondo, ancora 11 secondi per l'attacco della Rainbow Via Grande. Semenchuk da fondo campo per Spampinato, penetra Spampinato e prova a vantaggio sul ferro. Adesso ancora San Matteo in possesso di palla, San Matteo penetra, scarica su Cosenza, adesso Cosenza alla fine perde palla, non aggancia, sarà ancora un fallo questa volta fischiato a Ingrassia, dunque palla Rainbow. C'è un altro cambio, si sente in panchina Cosenza, rientra Cascio. Cascio per Raffaele, passa dal campo, serve l'uscita di Michalik, adesso regala palla a Katerincic e dunque deve andare già dall'altra parte. Viene Katerincic per Spampinato, la manna Semenchuk penetra, alla fine dà palla contro il ferro, si infrange sul tabellone e poi sul ferro. E dunque adesso San Matteo dall'altra parte del campo con Raffaele per Venzik, tiro ancora sul ferro, laterale, sarà una rimessa ancora per la Rainbow.
Spampinato, porta palla dall'altra parte del campo. Semenchuk per la Manna. Bosio, adesso Spampinato, penetra, scarica sulla Manna. A Semenchuk, prova la tripla, il tiro è lungo, rimbalzo che va a finire nelle mani di Bosio che prova, serve direttamente Cascio del San Matteo e dunque ancora i messinesi che portano palla dall'altra metà campo con Manuela Raffaele. Torniamo in diretta. Scusate, per un problema tecnico abbiamo dovuto cambiare la diretta. Dunque dicevamo, in questione del punteggio è 15-6 per la Rainbow, avanti sul San Matteo Messina per questa finale di Serie B femminile tra Rainbow Viagrande e appunto San Matteo Messina. Manuela Raffaele per Venzic, ci prova da 3 Venzic, il tiro è corto, rimbalzo Katerincic per Semenchuk. Poi giù a palla Aleksandra Semenchuk da Bosio per Katerincic, prova il tiro da 3, il tiro è lungo, rimbalzo di Venzic, adesso palla a Manuela Raffaele. Dunque riprende l'azione per San Matteo Messina con Manuela Raffaele. Pronto il blocco Venzic ed esce in lontanissima da canestro, serve Michalik, adesso Michalik per Cascio, prova la tripla Simona Cascio, rimbalzo a fine di Venzic, altri 2 punti per San Matteo Messina che si rifà sotto. Dunque 15-8 il punteggio, 51 secondi alla fine del primo quarto. Spampinato serve Katerincic ed ancora Spampinato in post basso, c'è la Manna, ancora uno sbaglio sotto canestro e dunque palla fuori per Giulia Spampinato. In balzo alla fine Venzic ottiene la palla, il controllo del pallone quando mancano 26, tiro lungo di Raffaele e mancano 15 secondi. Katerincic si avvicina al canestro, va a tirare tiro lungo, rimbalzo di Manna, 10 secondi alla fine del primo quarto. Spampinato per Semenchuk, penetrazione di Semenchuk, c'è un fallo a 2 secondi alla fine del primo quarto, fallo di Ingrassia. Andrà a questo punto a tirare Aleksandra Semenchuk per cercare di aumentare il vantaggio, aumenta il punteggio sul 15-8 per la formazione della Rainbow Viagrande. Saranno 2 tiri per Aleksandra Semenchuk, già a quota 2. Non va a segno, secondo assegno, sta finendo adesso il primo quarto, tiro della Speranza per Raffaele, 16-8 il primo quarto, noi ci fermiamo un secondo.
torniamo in diretta dal Palazzo Marchio di Via Grande per la finale, gara 1 tra Rainbow Via Grande e San Matteo Messina. In questo momento avanti la formazione di casa per 16-8, la formazione del Rainbow Via Grande. Qua un tiro di Messina che viene ributtato fuori al ferro e dunque Rainbow che prova a giocare con Alexandra Semenchuk. Ben marcato da Raffaele, Semenchuk per Katerincic per Spampinato, adesso Semenchuk, ancora Spampinato, serve Katerincic che ci vuole lontanissimo, rimbalzo di Yaman, ma sono 24 intanto e dunque sarà rimessa al fondo per San Matteo Messina con 16-8 di punteggio. Elisabetta Scardino, la playmaker, classe 97 del San Matteo Messina, in possesso di palla, in palleggio, esce Raffaele dal blocco, prende palla, penetra, cerca di scaricare su Cascio che è ancora in posto alto, abbastanza distante dal canestro, dunque riserva la sua playmaker, ancora un 1-2 tra le due, un alto basso, va appena al canestro, 16-10, primi punti per la capitana di Messina. Adesso con Bosio, altri 2 punti per Fabiana Bosio e dunque Rainbow che va avanti, sta a più 8, 18-10 il punteggio quando segna 8:40 il cronometro. Michalik per Cascio a Scardino, penetrazione stoppata di Giuliana Manna, grandissima stoppata, 7 secondi, stiamo avendo 24 per San Matteo Messina, 8:26 il cronometro. Stoppata ancora di Ramanna, palla di Spampinato che passa dal campo, Spampinato chiama schema, serve Katerincic, guarda ancora Spampinato per Semenchuk in angolo, penetra Semenchuk, la Manna, Spampinato ci prova ancora da 8 metri, il tiro è corto, rimbalzo di Michalik e San Matteo Messina che riannoda con la sua partita, è ancora 8 lunghezze indietro rispetto a Rainbow Via Grande, ci prova da 3 Michalik ma la palla è un airball che va a finire poi dalle mani di Bosio. Adesso Semenchuk velocissima, serve Spampinato e viene buttato a terra con un antisportivo da Cascio che ha praticamente abbracciato al collo la capitana da Rainbow Via Grande. L'arbitro Paolo Filesi dice è antisportivo, era inevitabile la chiamata del fischietto. Adesso doppia adesso sarà dunque 2 tiri per Giulia Spampinato e anche possesso della palla con 14 secondi perché l'antisportivo appunto nel basket, quindi è questo fallo abbastanza duro che obbligherà la squadra di San Matteo a subire non solo 2 tiri liberi ma anche il possesso. 1 su 2 per Giulia Spampinato, 6° punto della sua partita, una tripla in mezzo e sarà appunto rimessa. 14 secondi per la Rainbow Via Grande, la squadra di casa in questa gara 1 di finale. Semenchuk per Spampinato, Semenchuk scarica su Spampinato, extra pass per Stosca, tiro per praticamente un tiro, una cannonata per Bosio, a fine a fondo campo sarà rimessa per San Matteo Messina. Ricordiamo il punteggio 19-10 per la squadra di Via Grande che si trova avanti ed è anche abbastanza in controllo di palla, ma San Matteo Messina pur priva di Giorgia Guerra, su miglior giocatrice, è sempre lì, rimangono vicini nel punteggio. Raffaele, penetrazione, stoppata di Katerincic, fallosa a giudizio dell'arbitro Paolo Filesi, e dunque saranno 2 tiri per Manuel Raffaele. Ricordiamo Manuel Raffaele indossa una vistosa maschera perché si è rotta il naso in gara 3, ricordiamo l'anno scorso nel playoff, nella semifinale dei playoff si ruppe anche le costole al Palagarmo proprio contro la Rainbow Via Grande, dunque giocatrice che dà tutto in campo e lo dimostra anche con questa sua voglia di rimanere a giocare questa finale malgrado il grave infortunio. Primo libero assegno per Manuel Raffaele, 1 su 2 per lei, dunque 19-11 punteggio. Giulia Spampinato, questo di palla per Semenchuk, adesso Rostosca
Katerincic ci prova dalla media distanza e brucia la retina. Diana Katerincic, 8 punti per lei, miglior marcatrice al momento della gara. San Matteo Messina in possesso di palla, apertura di Scardino per Michalik, esce Venzic, lontanissima dal canestro, serve Scardino, porta il blocco, non c'è il pick and roll, dunque Scardino deve superare Spampiano, rimane su di lei, cade, scivola, ma il tiro di Scardino è lungo, rimbalzo di Katerincic, palla in apertura per Semenchuk. Katerincic ancora, Giulia Spampinato, Semenchuk per Katerincic, dall'altra parte non riescono ad avvicinarsi al canestro le ragazze della Rainbow perché sta facendo un'ottima difesa, molto chiusa San Matteo Messina, ci prova da casa sua Giulia Spampinato, stava per entrare, rimbalzo alla fine di Venzic dopo il tiro lungo di Giulia Spampinato che non è nuova, lo sappiamo bene a questo tipo di tiri. Quindi un gran assist di Scardino per Raffaele che manda anche un bacino alla compagna. Dunque altri 2 punti per San Matteo Messina, 5 punti per Raffaele, 21-13 il punteggio in favore della squadra della Rainbow Via Grande. Finora partita apertissima, molto interessante da tantissimi punti di vista. Lo spunto principale, posso dire, è questa difesa sempre molto forte di San Matteo Messina. Conosciamo bene la squadra peloritana perché è una di quelle squadre che non si fermano mai. Ora c'è qualcosa che non va a Manuela Raffaele, che è in panchina assistita dalla dottoressa della Rainbow Via Grande. D'altra parte invece Rainbow Via Grande sta giocando molto bene in velocità, ci prova sempre con le triple di Giulia Spampinato che sappiamo bene è una giocatrice implacabile da 3, oggi già ha messo a segno una tripla e a quota 6 punti perché ha subito anche vari falli, tra cui un antisportivo di Cascio. C'è qualcosa ancora che non va con Raffaele che accanto appunto alla panchina di San Matteo Messina, vediamo su essa il teleschermo, cerchiamo di capire cosa sia successo ma non vi so onestamente dire da qua. Si tiene che si tocca il naso, quindi la frattura al naso che ha ricevuto probabilmente le dà ancora abbastanza fastidio. Ora invece finisce il time out chiesto dopo il canestro di Raffaele, si riprendeva una rimessa da fondo campo per la Rainbow che ha subito dunque quest'altro canestro dopo aver già raggiunto il massimo vantaggio sul più 10, 21-11, adesso è tornata sul più 8, c'è Angelica Barca che aspetta Diana Katerincic per effettuare la rimessa da fondo campo. Secondo quarto di questa finale, gara 1 di playoff, 6-09 al cronometro. Punteggio, ricordiamo, 21-13. Semenchuk per Spampinato. Spampinato serve Katerincic che uscirà dal blocco, si sposta sulla linea del 6,75. Sta finendo 24 e dunque Katerincic deve decidere di si attirare, ma c'è sempre un raddoppio della difesa di San Matteo su Semenchuk. Venzic tocca la palla, alla fine sarà rimessa da fondo campo per le messinesi perché hanno esauriti appunto i 24 secondi. 21-13 punteggio, 5,45 in questo secondo quarto della gara 1 di finale playoff. Scardino per Michalik in penetrazione, appoggia il canestro, alla fine la palla sfugge in qualche maniera ma viene ripresa da San Matteo Messina con Cosenza, il tiro è lungo, rimbalzo di Spampinato. Fanno un tifo incredibile anche le ragazze dell'Under 13 della Rainbow Via Grande che disputa la Junior NBA Under 13 femminile come Memphis Grizzlies. Altro fallo antisportivo fischiato da Paolo Filesi. Antisportivo questa volta è fischiato alla numero a una squadra, una ragazza della Rainbow Grande. L'antisportivo è stato fischiato a Diana Katerincic e dunque saranno 2 tiri liberi per Elisabetta Scardino e possesso con 14 secondi. Primo assegno per Elisabetta Scardino, 3 punti per lei finora, 2 su 2 per Scardino. Si hanno 14 secondi, 21-15 il punteggio, si dovrà inseguire di 6 lunghezze la San Matteo con un possesso
supplementare dopo l'antisportivo fischiato a Katerincic. Scardino per Ingrassia, ancora Scardino che viene toccata la palla da Spampinato, che riesce a farla arrivare addosso a Scardino, dunque sarà rimessa laterale per Giulia Spampinato e la Raimbo Viagrande in vantaggio, ricordiamolo, 21-15, quando sono in questo momento 5 minuti alla fine del secondo quarto di questa gara 1 di finale playoff di Serie B femminile. Ross Tosca all'angolo, tiro corto, la fine tenente a fondo campo dopo aver toccato il ferro, sarà rimessa per San Matteo Messina. Punteggi piuttosto bassi oggi qui al Palato Marchio, ricordiamo appunto 21-15 il punteggio, e dunque squadra ancora a contatto. Michalik per Cosenza, adesso Benzik si mette in proprio, deve suonare Rostosca, serve Scardino, ci prova prende un tiro libero in movimento, la palla alla fine tenta fondo campo, è un airball, si la prende con se stessa Scardino, forse pensava che fossero 24 secondi come mima coach Simona Grillo per San Matteo. Spampinato per Semenciuk, ancora Spampinato nell'angolo grande, Katerincic, Spampinato, adesso Rostosca, ancora Semenciuk, gran giro palla per Raimbo Viagrande con Spampinato, ci prova, qua 3 punti per Giulia Spampinato, la capitana ha giunta a quota 9 punti, la specialista dalla lunga distanza. Scardino 3,58 sul cronometro, 24-15 il punteggio, più 9 per la Raimbo Viagrande, e doppio cambio in arrivo con coach Gebbia che manda in campo Francesca Amico e sostituisce Semenciuk. Dall'altra parte invece Capitan Cascio da qualche minuto di riposo a Martina Cosenza. Cambia qualcosa nello scacchiere tattico per coach Gebbia, perché abbiamo 3 lunghe in campo in questo momento, e dunque una squadra più pesante sotto canestro. Scardino, prova l'azione, bella iniziativa ma ottima difesa di Rostosca, già dall'altra parte Katerincic va a appoggiare il canestro, gran contropiede, altri 2 punti per la Raimbo, massimo vantaggio più 11, siamo sul 26-15 e già doppia cifra per Iana Katerincic, sono 10 punti per lei. San Matteo Messina porta palla con Michalik, ci prova Michalik, la distanza, altri 3 punti, si accende la gara qui al Palato Marchio con la play guardia polacca che riporta sotto il precipio di vantaggio San Matteo Messina. Adesso è Raimbo Viagrande, questo di palla, Spampinato, Katerincic, tripla, il tiro è lungo, rimbalzo di Michalik per Scardino, numero 7 chiama già schema, risetta Scardino, serve Michalik, penetrazione di Michalik, Rostosca su di lei, scivola Michalik, non è fallo. Scardino per Cascio, San Matteo Messina cerca di avvicinarsi al canestro ma rimane sempre lontana, ottima difesa da Raimbo Viagrande. Benzik per Cascio, finisce 24, tira e va sulla sirena, Capitan Cascio, il canestro è buono, c'è adesso un fischio, non è time out, è semplice fischio per fermare il tempo da parte degli arbitri, visto la palla si era un po' persa. Spampinato per Katerincic, palla Rostosca, ancora Spampinato, finta la penetrazione e poi serve Amico, post passo c'è Bosio che non aggancia, palla al fondo, a 2 minuti e 20 alla fine del secondo quarto, a 2 minuti e 20 alla fine del secondo quarto il punteggio è di 26-20 per Raimbo Viagrande, ma con San Matteo Messina in possesso di palla. Scardino per Michalik, c'è un fallo di Amico troppo aderente al corpo di Michalik, c'è stato appunto un hand checking, dunque un contatto con la mano sinistra ritengo su Michalik che stava penetrando a canestro. 2-0-9 alla fine del secondo quarto di questa sfida di gara 1 finale playoff di Serie B femminile, in diretta su Sesta Rete a pagina della Raimbo Viagrande. Penetrazione di Michalik che va a subire il fallo di Amico, Andrea Lunetta, Angelica Barca l'arbitro, il secondo arbitro della gara e irremovibile
Dunque saranno 2 tiri per Julia Mihalik, classe 2001, già un passato anche nell'università americana. 5 punti in questa partita per lei. In stagione ha totalizzato 10,2 punti di media, è stata anche tra le migliori marcatrici della Coppa Sicilia. Buon il primo tiro per Julia Mihalik. Dunque meno 5, si riduce il vantaggio della Rainbow. 2 su 2 per Julia Mihalik, meno 4, 26 del punteggio quando mancano meno di 2 minuti alla fine del secondo quarto. Giulia Stampiano oggi ha affari straordinari perché Jaroslava Ivaniuk ha un risentimento in panchina precauzionalmente per evitare di sforzarla troppo. Amico tira questa volta un arcobaleno che supera il canestro, dall'altra parte Ingrassia per Scardino, chiama schema, se uscirà il blocco di Mihalik. Benzik, adesso Mihalik prova la tripla, subisce il fallo di Rostowska, saranno 3 tiri per Julia Mihalik. Corre i vari coach Gebbia che ha visto ridursi il vantaggio dal più 11 al più 4, adesso addirittura 3 saranno i liberi per Julia Mihalik. Che si presenta la lunetta. 3 tiri per Julia Mihalik. Buon il primo. 26-23, 1:30 alla fine del secondo quarto. Ancora a segno Julia Mihalik che ha il tiro del potenziale meno 1 che non arriva, dunque meno 2. Ancora rimbalzi, si lotta, alla fine la palla nelle mani di Lamanna che subisce il fallo di Scardino. Sarà rimessa per la Rainbow Via Grande. Secondo fallo per la play per Scardino. Meno di un possesso di vantaggio per la Rainbow Via Grande che nell'ultima parte di questo secondo quarto ha visto assottigliarsi il suo grande margine. Semenchuk per Katerincic, ancora Semenchuk, adesso sfampinato sotto canestro, in post basso c'è la Manna, non aggancia Bosio. Semenchuk, serve ancora Bosio in post basso, bella assist per la Manna, tiro cortissimo che a finire sul tabellone e poi nelle mani di Scardino che serve Mihalik. Ancora un tic tac tra Scardino e Mihalik, la palla va a finire fuori, sarà rimessa per la squadra Rainbow Via Grande. Si arrabbia Capitan Cascio, ricordiamo lei atleta azzurra con la nazionale sorde e plurivittoriosa di medaglie internazionali con le azzurre sia a livello 5 contro 5 che 3x3. Cambio, rientra in campo Raffaele, abbiamo visto a fine primo quarto ha avuto necessità delle cure del medico, lascia spazio Scardino. Rainbow Via Grande in possesso di palla, 45 secondi alla fine del secondo quarto, Spampinato per Semencio, preso Spampinato, Peta tira da 3, Spampinato, il tiro è lungo, rimbalzo che va a finire a fondo campo, dunque di nessuno la palla, andrà a San Matteo Messina. Angelica Barca da fondo campo, rimessa per San Matteo e ha 2 punti da rimontare alla Rainbow Via Grande. Con Mihalik, prova penetrazione, Mihalik, gran tiro, pari, 26 pari. Ultima azione del secondo quarto con Mihalik che ha rimesso la partita in parità, 26-26, recita il tabellone. Stampinato, Katerincic si trova da 3, il tiro è lungo, rimbalzo di Semenchuk, sta per finire il quarto, mancano 6 secondi, subisce fallo Spampinato, probabilmente non andrà a tirare, dunque con 4 secondi sul cronometro, il punteggio di 26 pari. La Rainbow deve cercare il tiro veloce in appena 4 secondi per riportarsi avanti.
Gran secondo quarto di San Matteo Messina che ha rimontato uno svantaggio di 11 punti, adesso è di nuovo pari. Spampinato ci prova da 3, il tiro è corto, rimbalzo di San Matteo. Si chiude qua il secondo quarto di questa gara 1 di finale di Serie B femminile tra Rainbow Viagrande e San Matteo Messina, il punteggio di 26 punti a 26 per questo pareggio assolutamente incredibile. Noi adesso avremo un momento interviste, aspettiamo detto stampa della Rainbow Viagrande e Dario Giuffrida ci dia un segnale per quanto riguarda le interviste di metà partita. Io intanto vi do lettura dei punteggi. Abbiamo con 3 punti Semenchuk, 9 Spampinato, 10 Katerincic, 2 Bosio, 2 Rostowska, d'altra parte Michalik 11, 4 Scardino, 2 Venzik, 5 Raffaele, 4 Cascio. Abbiamo il primo ospite per l'intervallo, ovvero il delegato FIP Catania, Giovanni Spinella. Giovanni, partita equilibrata, primo quarto totalmente in mano alla Rainbow, secondo quarto in cui c'è stata questa rimonta, te l'aspettavi? No, onestamente non me l'aspettavo, entrambe le squadre hanno abbastanza defezioni, però l'abbiamo detto anche l'altra volta, sono semifinali, finali, quindi tutto si gioca fino all'ultimo secondo, quindi attendiamo fiduciosi per vedere, ovviamente diciamo sempre per Catania, quindi, in quanto delegato FIP è sì, normale. È normale. Squadre che si conoscono molto bene, già viste in regular season, te l'aspettavi che San Matteo sarebbe arrivato fino in fondo? Onestamente no, dico la verità, perché hanno avuto diverse difficoltà durante tutto l'arco del campionato, addirittura hanno rischiato di non entrare nemmeno nei playoff, però poi tra l'innesto di Guerri e qualche cambio allenatore la squadra si è ricompattata e quindi sono riusciti a chiudere al meglio la regular season e arrivare in semifinale. Però ripeto, a questo punto ognuno vende cara la pelle, quindi si sono visti anche tanti falli, qualcuno anche brutto, quindi è normale. Nella post-season in femminile abbiamo quest'anno TG Sales in Serie C e la Rainbow appunto in Serie B, mentre nella maschile ci saranno il CUS, l'Alfa sicuramente in C Gold. Come lo vedi il momento catanese al momento? Ma guarda, si sta lavorando tanto in provincia, l'anno scorso è arrivato un titolo regionale appunto femminile, molte squadre si sono ben piazzate, il movimento c'è, è forte, bisogna aggregare ancora di più e portare qualche squadra a qualche campionato nazionale. La Rainbow ci sta provando da 2 anni, quindi speriamo bene. Benissimo, grazie mille a Giovanni Spinella, delegato FIP Catania. Ciao ciao. Abbiamo probabilmente adesso in arrivo Alfredo Greco, che è diciamo un guru della femminile a Catania. Alfredo Greco che ha allenato per tantissimi anni tutte le categorie della femminile. Alfredo, questa finale Rainbow San Matteo come la stai vedendo? Beh, come tutte le finali in questa fase ormai dove siamo giunti sono tutte partite molto impegnative. Eravamo riusciti a guadagnare un discreto vantaggio, ma come dicevo in queste partite la mia esperienza mi fa dire che finiscono quando siamo alla fine. Adesso abbiamo iniziato questo percorso su 3 partite, su 3 incontri. Speriamo di poterlo chiudere felicemente e non arrivare al terzo incontro, perché gli avversari ce la metteranno tutta per metterci in difficoltà e ci daranno del filo da torcere sicuramente. Anche perché San Matteo è una squadra molto tosta. Tu hai allenato la vecchia Rainbow Catania, sei felice del movimento femminile al momento? Cosa ne pensi? Ma diciamo che noi ogni anno siamo riusciti bene o male a vincere questo titolo in Sicilia, poi magari le cose passato lo stretto non sono andate sempre come speravamo. Ci riproveremo quest'anno e poi per quanto riguarda la femminile c'è secondo me un discreto risveglio, perché ogni società, anche se con poco, sta riuscendo a fare qualcosa. Figuriamoci, la nuova Rainbow è partita completamente da zero e già in 2 anni diciamo che siamo riusciti a fare dei grossi progressi anche nel settore giovanile. Abbiamo un under 13, anche un bel gruppo di mini basket, che è la cosa diciamo a cui
pensiamo di più e ci dedichiamo di più. La prima squadra chiaramente, finché i risultati ce lo consentiranno, cercheremo di fare il meglio per come era il programma ad inizio di stagione. Perfetto, grazie mille Alfredo Greco. Qual è il tuo ruolo in questo momento nel basket, a proposito? In questo Sei momento, ormai solo tifoso oppure ancora in questo momento sono tifoso e ho un ruolo dirigenziale. Ok. Però attualmente sono un po' lontano dalla panchina, ecco. Preferisco stare per il momento in disparte. D'altra parte abbiamo un buonissimo allenatore di esperienza, ben preparato, non credo che abbia bisogno di supporti. Nini Gebbia parla da sé. Esatto, grazie mille Alfredo Greco. Adesso ovviamente avremo immagino il sindaco di Via Grande. Grazie mille Alfredo. Buona serata. Buona serata a te. Alla Forza Rainbow. Siamo qui con il sindaco di Via Grande, Francesco Leonardi. Sindaco, Via Grande sta rispondendo bene a questa Rainbow Via Grande. Quest'anno tanta gente al palazzetto e... Assolutamente sì, siamo contenti di riempire per intanto il palazzetto, ma in modo più particolare di vedere quest'anno una bella squadra così come lo scorso anno. Oggi è una partita ricca di emozione con due squadre che stanno giocando veramente alla pari. È una partita quindi interessante e sta suscitando tanto interesse e tanta partecipazione da parte della gente. In effetti questo poi è l'effetto che tutti vorremmo avere dallo sport in genere, quindi quando vediamo tutta questa partecipazione, questi bambini, mamme, papà che partecipano a questi eventi, siamo felici perché abbiamo raggiunto l'obiettivo. Poi se riusciamo a vincere così come spero sarà ancora meglio. Anche perché, come diceva prima Alfredo Greco, il territorio a livello di bambini, di ragazzini che si chiama mini basket c'è, e questo è anche un modo anche per dare una possibilità a questi ragazzi e alle ragazze di fare delle attività sane. Assolutamente bisogna dare merito a questa società che nel giro di 2 anni ha smosso un po' quello che era un ambiente direi quasi sconosciuto per Via Grande, quindi con l'input che abbiamo dato come amministrazione nel poter dare alle società, quindi non solo di basket ma anche di pallavolo e quant'altro, un palazzetto credo abbastanza comodo e accogliente, quindi funzionale sicuramente, quindi abbiamo spinto a suscitare questo interesse verso questi nuovi giovani. Perfetto, la ringrazio signor Sindaco. Noi adesso torniamo in diretta perché mancano meno di 3 minuti all'inizio del secondo quarto. Guardate il colpo d'occhio della tribuna del Palato Marchio, è veramente piena, e le due squadre Rainbow e San Matteo, ricordiamo il punteggio che al momento è pari, 26 pari, e dunque partita che è apertissima e dirà tantissimo fino all'ultima sirena, fino alla fine della gara. Mi dicono, scusate, che anche il presidente della Rainbow Via Grande è qui pronto per parlare. Ecco qui. Sì, si sente, non si preoccupi. Allora, a proposito di questa confusione che abbiamo qua al Palato Marchio, cosa ne dice? Non è bello vedere tanta gente al palazzetto, vedere una partita di pallacanestro di alto livello? È una finale tutta nostra, anche se in questo momento siamo alla pari. Però le ragazze sono veramente brave, anche se c'è una defezione per motivi di salute, per cui si difendono tutti. Ragazze, in bocca al lupo. Benissimo. E complimenti a tutte le ragazze e al coach. Grazie mille Presidente. Mentre Carmelo Licciardello, che appunto ha rifondato la Rainbow, ha creato questo movimento cestistico insieme a un gruppo di soci con il placet anche del punto del comune qui a Via Grande, che ancora di pallacanestro non conosceva questo sport, e ha ridato anche vita a un palazzetto che appunto è il Palato Marchio, dedicato a un grande della pallavolo locale, ma che appunto è, come possiamo vedere anche dalle immagini, potete notare qui se state sulla pagina Facebook della Rainbow Via Grande, è di un certo livello. Dunque vediamo qualche statistica della partita. Diciamo che questa è appunto la gara 1 di finale. Gara 2 si terrà al Palaritiro, alla palestra Ritiro di Messina, sabato 15 aprile, dopo la pausa per Pasqua, sabato 15 aprile alle 19:30.
e sarà trasmessa in diretta dalla pagina Facebook appunto della San Matteo Messina. L'eventuale gara 3, dunque in caso di vittoria della perdente della gara 1, si disputerà di nuovo qui al Palato Marco. Ci sarà il vantaggio del campo a favore per la Rainbow Via Grande, domenica 23 aprile alle 18. Diciamo un po' di statistiche su questa stagione, ovvero la Rainbow Via Grande ha chiuso in battuta con 14 vittorie e 2-0 in semifinale contro il Gonzaga Palermo, mentre il San Matteo Messina ha chiuso con 8 vittorie e 6 sconfitte e poi il 2-1 in semifinale contro l'Alta Vermità, la Stella Palermo. I precedenti sono sul 6-0 per la Rainbow Via Grande, se includiamo anche la vecchia Rainbow, sull'11-13 per le messinesi. Si riprende Rainbow Via Grande in possesso di palla, ricordiamo 26-26 il punteggio. Katerincic per Bosio e con l'aiuto del tabellone si mette anche le mani alla testa, perché di solito si dice nel basket è un po' dichiarata questo tiro, e dunque siamo 28-26 il punteggio, ancora avanti la Rainbow, torna a farsi sentire anche il Palato Marchio, 4 punti per Bosio, poi il tiro di Raffaele va a finire sotto il tabellone e fuori la palla, sarà rimessa per la Rainbow da fondo campo, se rincarica Jana Katerincic. 28-26 Semenchuk per Spampinato, ancora Semenchuk, Katerincic ancora per Semenchuk che palleggia sul perimetro, non si avvicinano i ragazzi della Rainbow perché la difesa a zona del San Matteo è veramente molto stretta. Rimbalzo dopo il tiro di Katerincic preso da Michalik che serve Scardino, chiama schema Elisabetta Scardino, esce dai blocchi Manuela Raffaele, penetrazione per Raffaele, poi alla fine Spampinato fa una specie di parata calcistica sul passaggio e la palla va a finire fuori. 7 secondi per completare l'azione per il San Matteo Messina, il momento è dietro, 28-26 come punteggio. Michalik per Venzik, post basso, la palla va a finire sui piedi di Venzik, dunque sarà rimessa a fondo campo per la Rainbow Via Grande. 28-26, 8:49 sul cronometro. Giulia Spampinato, Semenchuk, ancora Spampinato, Lamanna, palla fuori, Lamanna ha preso la palla toccando la linea di fondo campo, non si è accorta di essere troppo vicina alla linea di fondo. Qui abbiamo Scardino per Raffaele, prova da 3, Michalik, la palla fa, entra e esce dal ferro e alla fine rimbalzo di Lamanna, dunque Rainbow Via Grande prova ad attaccare veloce, controvede che non si può concretizzare perché già la difesa di San Matteo è schierata, sempre 28-26 il punteggio. Spampinato per Semenchuk, Spampinato prova da lontanissimo, tiro corto, rimbalzo di Cosenza che subisce anche il fallo di Lamanna, se ne lamenta ma il fallo era abbastanza visibile da sbattere col gomito contro Martina Cosenza. Si è rimessa al fondo, primo fallo per Giulia Lamanna. Raffaele Scardino per Michalik, Venzik, Cosenza ci prova da casa sua, tiro lungo, fine rimbalzo ancora di Cosenza dopo aver toccato pure il tabellone dei 24 secondi. 12 da giocare per l'attacco di San Matteo. Scardino serve direttamente il muro di fondo campo. 28-26, 7:39 sul cronometro. Palla Rainbow, Spampinato per Semenchuk, adesso fa la playmaker, dunque porta palla Spampinato, ancora Semenchuk, scusate, Spampinato, Katerincic serve l'altra ucraina, numero 5, tiro corto, rimbalzo di Spampinato, furbissima a mettersi dietro il difensore, ancora 2 punti per lei, scavalla la doppia cifra, quota 11, punteggio di 30-26 per la formazione Rainbow Via Grande. Michalik, penetrazione di Michalik, stoppata di Semenchuk e palla recuperata da Lamanna, in tandem questa palla recuperata per la Rainbow Via Grande. Semenchuk, Katerincic, ancora Semenchuk, adesso Spampinato,
ancora Semencic, gira tantissimo la palla lontano da canestro, Rainbow Viagrande, adesso scampinato Bosio per la manna e va a segnare, e time out obbligato per coach Grillo con questo mini break di 6-0 per la formazione di coach Gebbia. Primo canestro in partita per Giuliano Lamanna, diciamo ha superato la doppia cifra Spampinato che fa compagnia a Caterincic, 11 punti per la catanese, la capitana cresciuta nel Rainbow Catania, passata anche da Priolo, passata dal Cus Catania e infine tornata appunto sotto l'insegna dell'arcobaleno. D'altra parte invece Jana Caterincic, scusate, anche Jana Caterincic a 10 punti, l'Ucraina. D'altra parte l'unica in doppia cifra è Julia Michalik, quota 11. Si confermano d'altronde le medie della stagione regolare, perché tutte e tre le giocatrici sono nelle doppia cifra. Ricordiamo invece le migliori marcatrici della Serie B Memorial Mollica sono state Elena Mallo della Aiova Team Ragusa e Elisabetta Salice, sempre sua compagna di squadra, entrambe nel roster della Serie A, ma anche in Serie B regionale, in questa Serie B Memorial Mollica, che quest'anno sta esprimendo oggi il meglio della sua stagione, ovvero la Rainbow Viagrande in maglia bianco-rossa-azzurra, al momento in vantaggio di 6 punti nelle 2-26 il punteggio, e San Matteo Messina in maglia rossa, che si trova a inseguire con Giorgia Guerri, che si vede probabilmente alla destra dello schermo, che è in jeans perché si è rotta i legamenti del ginocchio nella gara 3 della semifinale contro Stella Palermo. Dall'altra parte la Rainbow invece priva di Ivaniuk, come ricordava il delegato FIP Catania, ovvero Giovanni Spinella, per un risentimento muscolare. Scardino che funge appunto da playmaker per la San Matteo Messina. Penetra Raffaele su di lei c'è Caterincic, tira stoppata di Caterincic, che però alla fine prende la palla quando già ha toccato la linea di fondo, sarà rimessa da fondo campo per la formazione di San Matteo Messina con 14 secondi. A questo punto credo che il tavolo abbia interpretato il controllo della squadra di Rainbow Viagrande. Toccato la palla Fabiana Bosio, dunque 13 secondi per San Matteo Messina per concludere la sua azione. Michalik alla rimessa, esce dal blocco Scardino, c'è un fallo in attacco di Martina Cosenza, no scusate, fallo in attacco di Martina Cosenza? Sì, confermo. Scusate, il movimento dell'arbitro sembrava indicare un fallo in attacco, invece era un fallo della difesa fischiato da Fabiana Bosio. Dunque rimessa a fondo campo per Manuela Raffaele, San Matteo Messina. Non trova nessuno a cui passare la palla, finiscono i 5 secondi per la rimessa a fondo campo, dunque sarà palla Rainbow, perde la palla in maniera abbastanza banale la squadra messinese, al momento sotto di 6 punti, 32-26, ricordiamo San Matteo Messina era scesa sotto di 11, ha poi rimontato fino al pareggio a quota 26, ma adesso in quasi 4 minuti di terzo quarto non ha ancora segnato, è sotto di 32-26. Caterincic perde palla, Raffaele l'ha recuperata, già dall'altra parte Manuela Raffaele appoggia a canestro, 2 punti per Raffaele, si fa sotto, settimo punto per la cestista peoritana, ricordiamo gioca con la maschera perché si è rotto il naso. Semencic per Caterincic, adesso Bosio, Caterincic prova la tripla, tiro che poi va a finire tra le mani di Bosio, adesso Semencic spampinato da casa sua, tiro lungo, rimpalzo tra le mani di Caterincic, spampinato, ancora Rainbow Viagrande, ci prova, taglio backdoor di Lamanna, si gira, va a segnare, grandissimo movimento di Giuliana Lamanna, la giocatrice più esperta in campo per la formazione della Rainbow, una delle giocatrici più importanti della storia del basket catanese, medaglia d'oro alle finali nazionali under 15 con la Lazur un bel po' di anni fa. Qua San Matteo Messina con Cosenza, tripla di Cosenza, si alza la metà messinese del Palato Marchio. Cosenza
adesso ha segnato i primi punti in partita, non è nuova tripla anche lei, più 3, 34-21 il punteggio. Spampinato per Semenchuk, tiro corto, rimbalzo di Cosenza, subisce fallo Martina Cosenza, ancora una volta il fallo è stato commesso da Giuliana Lamanna. Secondo fallo in questo quarto per la lunga catanese, classe 93, secondo fallo anche di tutta la partita in realtà. C'è da fondo campo da fare questa rimessa, 84-21 a 4:47 alla fine del terzo quarto della partita tra Rainbow Viagrande e San Matteo Messina. Scardino per Michalik, Cosenza, tiro lungo, rimbalzo di Raffaele che poi non riesce a ottenere la palla perché c'era già Semenchuk dall'altra parte che serve per Spampinato, grandissimo contropiede da Rainbow Viagrande con Spampinato a quota 13, porta le sue avanti di 5 punti. Michalik, adesso Venzic per Scordino, extra pass per Raffaele, penetrazione di Raffaele, scarico su Cosenza dall'angolo, prova la tripla e corta, rimbalzo di Spampinato che come sempre fa un po' di tutto, fa pentole e coperchi. Giulia Spampinato, 36-31 il punteggio tra Rainbow e San Matteo. Rainbow in posto di palla con il play Giulia Spampinato, ci prova dalla media, il tiro è lungo, rimbalzo di Raffaele, Manuela Raffaele prende palla, va già dall'altra parte con San Matteo Messina che prova a rimontare questi 5 punti di svantaggio. Penetrazione di Raffaele, stoppata ancora da Caterinci, questa volta non è fallo. Semenchuk ancora in contropiede, tocca la palla a Scordino, a fine del fondo campo la palla è per la Rainbow con 18 secondi da giocare. Doppio cambio chiamato dai coach Gebbia e Grillo, entrano di nuovo Rostosca per i primi minuti in campo Chiara Sarcià, nello spazio Bosio e Spampinato, d'altra parte invece cambio tra Ingrassia e Scordino, diciamo rimessa a fondo campo per la Rainbow, avanti 36-31 sul San Matteo Messina. Rostosca per Sarcià, adesso Semenchuk, Katerincic, Semenchuk, tripla lunga, rimbalzo di Cosenza con tranquillità, devono anche gestire un po' le forze, pensando a una panchina molto corta per coach Grillo e le energie profuse nella serie da 3 partite contro Stella Palermo in semifinale. Penetrazione di Michalik, tiro che non va a segno, non gli do il ferro in questo caso. Rostosca da palla a Semenchuk per Katerincic, Semenchuk, ancora Chiara Sarcià, si allunga la palla, recupera in qualche modo Rostosca, Katerincic dal post alto va a segnare, solo rete per lei, solo botone, 12 punti per Jana Katerincic, l'Ucraina. Più 7, 38-31 in favore della Rainbow Viagrande sul San Matteo Messina. Fallo commesso da Cosenza. C'erano un po' di discussioni, Cosenza non è d'accordo con la chiamata arbitrale. Rientra in campo Polizzi dopo vari minuti in panchina, le fa spazio Michalik. Dunque fallo in attacco e secondo fallo personale per Martina Cosenza. Rimessa da fondo campo per la Rainbow Viagrande, vantaggio di 31 per lei. Si spiegano Grillo e Angelica Barca, secondo arbitro della gara, l'altro è Paolo Filesi. Semenchuk, scarico a sinistra per Sarcià, Rostosca, passi di Rostosca, dunque sarà palla di San Matteo, palla persa sanguinosa della formazione di coach Gebbia, ancora avanti di 7 punti, la partita è lì, c'è cambio, il cambio vede in campo ritornare Giulia Spampinato, le fa spazio Jana Katerincic, rimessa fondo affidata a Polizzi, chiama già schema Manuela Raffaele, chiede alle sue di girare e girano tutte, c'è Ingrassia, prova la penetrazione velocissima, Ingrassia va a appoggiare al vetro, il mazzo di Venzic
e che dà palla direttamente a Giovanni Lamanna. Si infuria coach Grillo, è furiosa con la sua lunga. Spampinato per Semenchuk, palla a Rostowska, tiro, rimbalzo tra le mani di Cosenza, Ingrassia per Raffaele, 38-21 il punteggio, Raffaele per Ingrassia, penetrazione di Ingrassia, adesso Cosenza prova ancora una volta questa penetra e scarico continuo di San Matteo Messina che non si ferma da questo punto di vista. Ingrassia tira, palla non va a segno, rimbalzo di Chiara Sarcià che dà Semenchuk, ancora Sarcià, ancora Semenchuk, si gioca moltissimo sul perimetro, è difficile penetrare dal lato del San Matteo con questa difesa, in questo momento una zona abbastanza larga. Sarcià trova il tiro contrastato credo da Ingrassia, finiscono i 24 secondi, conferma Paolo Filesi, l'arbitro della gara, e dunque sarà rimessa da fondo campo per San Matteo Messina. Ancora più 7, il punteggio è bloccato da un bel po' di minuti, siamo su 53 secondi alla fine di questo terzo quarto di gara 1 di finale tra Rainbow Viagrande e San Matteo Messina. Manuela Raffaele per Ingrassia, palla a Cosenza per Cascio, si fa spazio Simona Cascio, serve Martina Cosenza, il tiro è lungo, rimbalzo per Lamanna, Semenchuk prova il contropiede, spampinato Semenchuk, ancora spampinato sulla Sarcià prima, la palla alla fine fuori toccata da una delle ragazze del San Matteo, Martina Cosenza. Sempre più 7, 25 secondi alla fine del terzo quarto, con 14 a giocare per Rainbow Viagrande. Si lamenta coach Gebbia col tavolo, non so bene quale sia il problema. Adesso Semenchuk esce dal blocco spampinato, lontanissima da canestro, vuole giocare fino all'ultimo secondo, serve Rostowska, subisce un colpo in volto ma non è fallo. Ultima azione del terzo quarto per San Matteo Messina, con Manuela Raffaele in possesso di palla, penetra Manuela Raffaele, serve sull'angolo per il tiro di Polizzi, scheggia il ferro, un secondo, finisce ora il terzo quarto, il tiro di disperazione di Spampinato non va a segno. 38-32 il punteggio, dunque il punteggio bloccato da vari minuti in favore della Rainbow Viagrande. Ricordiamolo, primo quarto abbastanza in favore appunto della formazione di casa, nel secondo quarto siete su 26-26, dunque pareggio per San Matteo Messina che era scivolata fino al meno 11, poi ha rimontato. Ora un terzo quarto in cui le padrone di casa sono arrivate con a mettere il naso avanti di 7 punti importantissimi, perché in una serie giocata al meglio delle 3 gare è fondamentale partire col piede giusto, quindi col vantaggio del campo di casa. Ricordiamo la formula, quest'anno regular season per la Serie B Memorial Mollica, 14 gare con Rainbow che ha chiuso in battuta, in vetta, 14 punti, mentre San Matteo ha chiuso terza, dunque ha ribaltato il pronostico contro Stella Palermo che aveva chiuso invece seconda nella semifinale playoff, al meglio delle gare come la finale regionale che incoronerà o sabato 15 o domenica 23 la campionessa regionale, e dunque alla fine di questa finale ci sarà una ulteriore fase di spareggi interregionali per andare poi in Serie 2, collo molto stretto di questa bottiglia per arrivare nella seconda serie nazionale, in cui ci sono 2 gironi, nord e sud. Il girone sud è Comunica Siciliana, ovvero l'Alma Basket Patti, e la squadra di coach Gebbia cerca di appaiare appunto l'Alma Basket Patti, che ricordiamo come valida avversaria della Rainbow Catania prima della pandemia. Infatti nel 2018-19 vinse proprio l'Alma Patti il campione di Serie B regionale in finale contro la Rainbow Catania, mentre nel 19-20 campionato chiuso a causa appunto del Covid, la Rainbow era prima in classifica per gli scontri diretti, ma l'Alma Patti era comunque prima con una sconfitta a testa. Le 2 squadre vertice della serie regionale, appunto la massima serie regionale della Serie B. Poi l'Alma Patti ha deciso di
chiede ripescaggio ed è tuttora in Serie 2 e stanno molto bene in zona alta dei playoff nella Serie 2 Girone Sud. Punteggio 38-31, riprende il gioco con San Matteo di Messina e stoppata di Rostosca su Scordino. Ottima stoppata di Vittoria Rostosca, lunga ucraina, una delle 4 ucraine in maglia bianco-rossa-azzurra. Sfampinato Semenchuk, chiama Sfampinato lontano anche lei da canestro. Sfampinato serve ancora Semenchuk, un tiro questo 1-2 tra le due esterne, penetra alla fine 24 secondi Sfampinato, la palla praticamente le muore in mano e comunque la sarà preda la difesa di San Matteo. 38-21 il punteggio tra Rainbow e San Matteo, rimessa a fondo campo per San Matteo Messina, deve rimontare 7 punti la squadra di coach Simona Grillo. Una bolgia, il palo marchio pienissimo, non di ordine di posto. Manuel Raffaele sfrutta il blocco, subisce per 2 volte dei contatti che non sono fallosi secondo gli arbitri. Scordino tutta sola al centro dell'area, non riesce a mettere a canestro, rimbalzo in qualche maniera alla fine delle mani di Polizzi dopo tanti tocchi. Raffaele serve Venzik che subisce il fallo della numero 31 Vittoria Rostosca. Non sarà chiaramente tiro dalla lunetta, ma rimessa da fondo campo per la formazione messinese con 2 liberi, con 14 secondi a giocare, sempre più 7 a Rainbow Grande, 38-21 il punteggio. Scordino per Cascio, penetrazione di Cascio per Raffaele per prova il tiro, subisce fallo di Caterinci che si tocca l'occhio. Raffaele visibilmente arrabbiata per il contatto di Katerincic, che adesso ha commesso fallo, è il secondo fallo per Katerincic, andrà a tirare la nota Raffaele a quota 7 punti, non è buono il primo, dunque ancora meno 7, 38-21 il punteggio. Sbaglia anche il secondo 0-2, ma rimbalzo di Venzik. Cascio serve il consegno per Scardino, penetrazione, sbatte contro il tabellone, rimbalzo di Semenchuk, prova il contropiede Alexander Semenchuk, palla per Spampinato, adesso Semenchuk, Spampinato per Katerincic, Semenchuk, Rostosca, prova la tripla, Rostosca, il tiro in lungo, rimbalzo rubato, fortemente voluto da Rostosca, che poi riesce a recuperare anche la rimessa d'aria buttando il pallone addosso a Venzik. Sempre 38-21, ancora non si sono riuscite a scrollare di dosso questo più 7 le due squadre, la Rainbow Grande e il San Matteo di Messina. Questa finale, gara 1 di playoff di Serie B femminile, in diretta su Sesta Rete e Rainbow Grande su Facebook. Semenchuk per Katerincic, adesso Spampinato, ancora Katerincic, prova Semenchuk, penetrazione, scarico per Rostosca, le muore in mano la palla, ancora una volta buona difesa di San Matteo che riesce a costringere la formazione da Rainbow Grande a chiudere praticamente l'azione con la sirena dei 24 secondi e a recuperare un pallone importantissimo. Quando le due squadre sono più 7, 38-21, parte anche la musica qui al Prato Marchio, che non potrebbe partire in teoria durante le fazioni di gioco. Michalik in possesso di palla, penetra Michalik, non va a segno, la palla va fino al fondo campo, toccata da Rostosca. 14 secondi ancora da giocare per San Matteo, dunque reset per Simone Laspine 24, accompagnato da Rosi Padane, Marica Pizzimento al tavolo. Manuela Raffaele per Michalik, penetra Michalik senza paura contro Semenchuk, subisce anche il fallo, ha allargato troppo il braccio Alexander Semenchuk. Saranno 2 tiri per Julia Michalik, fallo per Semenchuk, è il numero 1 della sua gara. Ricordiamo che i giudici possono spenderne 5. Non buono il primo, 0-1 per Julia Michalik.
Sentiamo urla dagli spalti da entrambi i lati. 1 su 2 per Julian Mihalik, punteggio di 38-32. Dunque le squadre sono sempre là, adesso è un +6. Spampinato per Semenchuk, Spampinato per Katerincic, adesso Semenchuk ci prova, è lungo il tiro, rimbalzo di Katerincic, furbissima, la manna subisce la stoppata di Venzik che si fa anche male, ma grande giocata di Venzik che stoppa la manna. Non credo che si possa resistere più di una stoppata stagionale per girare la manna. +6 il punteggio, 28-32 in favore della Reimo Viagrande. Mihalik per Polizzi, Polizzi da 3, rimbalzo dopo l'errore di Spampinato, porta palla dall'altra parte del campo. Semenchuk, Spampinato, da casa sua, Giulio Spampinato sbaglia, vuole provare la terza tripla della sua gara, già ne ha messa segno 2, la capitana Reimo Viagrande. Semenchuk prova il tiro ma ha subito fallo. Dunque secondo fallo fischiato dagli arbitri. Rostowska subisce un'altra stoppata per salto di Cascio, palla a fondo campo, palla che sarà a favore della Reimo Viagrande. 38-32 il punteggio. Katerincic per Spampinato, perde palla, recupera Polizzi del San Matteo Messina. A fondo campo il pallone. Dunque ci sta adesso palla per Reimo Viagrande, cambio Bosio per Rostowska con Gebbia infuriato contro Rostowska, numero 31, anche lei ucraina, una delle 5 ucraine in questa partita, 4 in maglia bianca della Reimo, una in maglia rossa della San Matteo Messina. Bosio fa un passaggio difficilissimo dall'altra parte del campo, viene intercettato da Venzik, sarà rimessa per Oleksandra, per Sasha Semenchuk. Semenchuk non sente il richiamo di Angelica Barca che la fa avvicinare alla metà campo. Rimessa per Katerincic, adesso ancora Semenchuk. Semenchuk per Bosio. Bosio tira e sbaglia. Adesso Manuela Raffaele. Raffaele chiama ancora Schema, non può mettersi in proprio perché già la difesa di Reimo è schierata. Extra pass che raggiunge Mihalik, tiro che va contro il tabellone, rimbalzo di Venzik, poi Cascio per Raffaele, adesso Polizzi, tiro da 3 di Polizzi, rimbalzo di Bosio e palla che va a Semenchuk, grazie al rimbalzo. Reimo Viagrande prova a incrementare il suo vantaggio, 38-32 il punteggio in favore della Reimo, che però non si è più sbloccata, un momento di appannamento offensivo per la formazione di casa. Passi di Spampinato, una rarità, notizia prima pagina perché Spampinato è rarissimo che commetta passi. C'è un cambio, rientra in campo Cosenza, lascia spazio Cascio. Dunque San Matteo che riprende la sua partita con il possesso di palla, 6 punti da recuperare, 2 possessi pieni tra le due squadre. In questa gara 1 di finale tra Reimo Viagrande e San Matteo Messina. Raffaele, penetrazione di Raffaele per Cosenza, palla toccata da Bosio, proseguono 10 secondi da giocare per la formazione peloritana dello stretto San Matteo Messina, che ricordiamoci ha vinto la finale di Serie C nel 2020-21, vinto la Serie C 2020-21. C'è Spampinato che recupera il pallone dopo il tiro sbagliato da San Matteo, vediamo se si sblocca la formazione di casa che da molti minuti non riesce a segnare. 10 secondi, Spampinato, penetrazione, tiro lunghissimo
palla fuori con Cosenza, con grande esperienza Cosenza, fa andare la palla fuori e impedisce a Bosio. Time out chiesto da coach Ninni Gebbia. Ci sono molte cose da registrare per la squadra di casa, per la Rainbow Viagrande in questa gara 1 di finale. Dicevo, San Matteo Messina che ha vinto la finale di Serie C nel 2020-21, ma l'ha vinta così per diciamo, ricordare anche un precedente pre-pandemia, il 2019-20 e anche il 2003-2004. Parliamo di moltissimi anni fa, molte delle giocatrici in campo non erano neanche nate. Speriamo che il quintetto, cioè la squadra intera per Rainbow è veramente molto giovane, tutte quante le generazione Z, a parte la Manna che è del 93 e Bosio del 99, tutte le altre nate fra il 2001 e il 2005. Dall'altra parte invece formazione più esperta per il San Matteo, di quella nidiata di giocatrici che hanno avuto spazio nella Serie B sin dal 2010-11, in quella San Matteo Messina che fu del compianto per Pierluigi Mollica, a cui dedicato il campionato in memorial appunto Mollica, e anche poi che fu anche dirigente del CUS Unime per qualche anno, in cui San Matteo fece solo attività giovanile. Abbiamo adesso rimessa a fondo campo, 38-32 il punteggio, fino al time out, con San Matteo che deve recuperare le 6 lunghezze, mentre avremo deve difenderle le stesse 6 lunghezze. Cosenza per Raffaele schiacciò terra, rubata, palla da scampinato, bravissima a rubar palla, chiama schema Semenchuk per Katerincic, ancora Semenchuk, spampinato per Semenchuk, spampinato da casa sua, tiro corto, rimbalzo di Cosenza, poi la palla alla fine addosso a Bosio e a fondo campo, dunque sarà rimessa per San Matteo Messina. Non si sblocca Rainbow, un quarto con le polveri praticamente bagnate. Palla toccata, dunque sarà rimessa laterale per Giulia Michalik. Palla Scardino, Venzic per Scardino, prende il blocco, bel pick and roll tra Scardino e Venzic, subisce anche il fallo di Lamanna, non è buono il canestro, dunque saranno 2 tiri per, cioè sarà semplice rimessa laterale per Venzic che ha subito il fallo prima di iniziare il movimento continuo per il terzo tempo. Rimessa da fondo campo per San Matteo Messina, se ne incarica Manuela Raffaele. Venzic, Michalik, ci prova da casa sua Michalik, il tiro è corto, rimbalzo, alla fine la palla la prende in qualche maniera Spampinato, attenzione alla reazione di Spampinato con Venzic, c'è stato un contatto tra le due, falloso perché comunque già Paolo Filesi aveva chiamato il fallo, ma Spampinato si è risentita oltremodo dell'atteggiamento di Venzic nei suoi confronti. Punteggio Rainbow 38, mentre 32 punti sono quelli del San Matteo Messina. Rainbow in possesso di palla, Katerincic, Semenchuk, Spampinato, Lamanna, gran giro palla per la Rainbow che deve segnare. Spampinato penetra, il tiro è ancora una volta rifiuto dal ferro. Katerincic per Semenchuk, adesso Spampinato, ancora in post basso cerca Lamanna, si prende il suo spazio, tiro lungo, c'è qualcosa di stregato in questo canestro per la formazione della Rainbow Viagrande. Scordino, Michalik, penetrazione di Michalik, adesso Raffaele per Venzic, lontanissima canestro, finisce il 24, questa volta ottima difesa per la Rainbow Viagrande. C'è time out, questa volta è coach Simona Grillo a chiamarlo,
Dunque time out, punteggio inchiodato sul 38-32 con 2:42 ancora da giocare, partita assolutamente apertissima tra la Rainbow Via Grande e Gruppo Altea e San Matteo Messina. Vediamo un secondino le statistiche finora. Abbiamo Giulia Spampinato con 13 punti, 12 per Katerincic, 4 per la Lamanna, 4 per Bosio, 2 per Rostosca. Dall'altra parte invece 12 per Michalik, 4 per Scardino, 2 per Venzic, 7 per Raffaele, 3 per Cosenza, 4 per Cascio. Adesso time out che si è esaurito qui al Palato Marchio, tanta gente che è venuta a vedere questa partita, questa gara 1 di finale playoff tra il San Matteo di Messina e la Rainbow Via Grande. San Matteo di Messina che ricordiamo in semifinale ha superato 2-1 la Stella Palermo, mentre la Rainbow Via Grande ha superato 2-0 il Gonzaga di Palermo, dunque le due palermitane che sono uscite in semifinale. E a sorpresa la terza forza del torneo, San Matteo Messina, si è qualificata per questa finale. Ennesimo rematch tra la Rainbow e il San Matteo. Semencic per Spampinato, penetrazione di Spampinato per Katerincic, Semencic, Bosio, adesso ci va Katerincic, tiro, rimbalzo ancora di Bosio, manca un secondo e fino ai 24 secondi, non se ne accorgono le ragazze in maglia bianca, c'è troppo rumore. Le avevano detto alla panchina che ancora c'erano meno di 24 secondi da giocare, chiaramente, perché non c'è stato il tocco dell'anello. Palla persa, 2:17 alla fine del quarto. Scardino passa da campo, Scardino per Raffaele, ancora Raffaele in penetrazione, Raffaele non riesce a liberarsi di Bosio, però il fallo è della numero 17 Bosio, rimessa a fondo campo, sono due perché il bonus si è esaurito per la Rainbow Via Grande, dunque 2 liberi per Simona Cascio, la capitana, 4 punti per lei, ricordiamo un'atleta azzurra perché gioca con la nazionale pallacanestro Sorde, tante medaglie per lei. Sbaglia il primo tiro, un tiro ancora per lei, sbaglia il secondo, 0-2, ancora 38-32 il punteggio, più 6 per la Rainbow Via Grande. Semencic per Katerincic, Spampinato subisce il fallo di Raffaele che ammette la sua colpa, alza la mano, dice colpa mia. Fallo di Raffaele che è il numero 2 della sua partita, ancora terzo fallo di squadra, non è esaurito il bonus la formazione di San Matteo, partita lunghissima finora. Katerincic, rimessa laterale per la Manna, adesso Spampinato, scusate, per Semencic, Bosio, la Manna e si sblocca nell'ovazione del Palato Marchio, si sblocca finalmente la Rainbow. 6 punti per Giovanna Manna, 40-32 il punteggio, più 8 dopo tantissimi minuti, un'eternità. La Rainbow Via Grande trova il canestro, non è una situazione in cui si trova spesso quest'anno. La formazione di coach Gebbia, che è tra le migliori chiaramente al momento dal punto di vista offensivo del girone, non per niente ha vinto da imbattuta la Serie B Memorial Mollica siciliana, è in una situazione che non è facile gestire, ovvero dover scardinare una difesa di San Matteo che si è rivelata quasi perfetta in quest'ultimo quarto della partita, davvero ottima, ma ci sono dei limiti indubbi dal punto di vista offensivo, dei limiti più che altro dovuti anche alle assenze per coach Grillo, che non l'abbiamo ricordato è priva anche di Simona, cioè di Lenia Certomà, ovvero di una delle sue bocche da fuoco, nonché MVP della Coppa Sicilia, oggi fuori per lavoro. Secondo time out chiesto da coach Grillo, sono 2 i time out a testa chiesti dalle
squadre in questa gara 1 di finale di Serie B Memorial Mollica dei playoff. Raffaele per Scardino, Scardino per Michalic, subisce un brutto fallo Raffaele, si fa malissimo la spalla con Bosio, non è fallo però, magari il contatto gli arbitri dicono non è fallo, si mette tantissimo Bosio che ha avuto questo momento, credo a questo punto fortuito con Bosio, crollato a terra toccandosi la spalla. 1,24 con 40-32 di punteggio. Semencic crolla a terra anche Scardino, non è fallo chiaramente. Semencic per Spampinato, ancora Katerincic, Bosio che serve Katerincic, palla a fondo campo, sarà rimessa San Matteo Messina. Cambio ancora, rientra Benzic per San Matteo e lascia spazio Simona Cascio, ma ancora una volta San Matteo in possesso di palla. Partita a scacchi tra le due squadre, manca 1 minuto e 0,3 alla fine della partita, è ancora tutto aperto, 40-32 il punteggio, 1 minuto, siamo entrati nell'ultimo minuto di gara. Cosenza serve Venzic, lontanissimo da canestro. Rembo dicono le ragazze under 13 della squadra Etnea. Petra Raffaele, bellissimo tiro di Raffaele, 2 punti per lei, ancora il punteggio dice +6 Rainbow, ma siamo là con là e la Rainbow deve cercare di chiuderla se vuole portarla a casa. Fallo di Scardino anche per interrompere, non è buona la tripla, dice Paolo Filesi. Palla arrivato prima, sarà rimessa laterale, esaurisce ora il bonus il San Matteo Messina. 40-34 il punteggio, 40-34 il punteggio, con Semencic in periodo della rimessa per Bosio, adesso Katerincic per Spampinato. Katerincic subisce fallo di Scardino, dunque fallo ancora di Scardino, saranno questa volta 2 tiri, si ferma ancora il cronometro, mancano 26 secondi alla fine della gara, dunque pochissimo ma anche tantissimo questo tempo. Nel basket 26 secondi possono significare qualsiasi cosa e dunque c'è da stare attenti con soli 6 punti di vantaggio. Rainbow Via Grande con Katerincic che sbaglia il primo libero, continua questa maledizione del ferro. Katerincic buono il secondo, 1 su 2, time out di coach Grillo che chiaramente vorrà rimettere dalla zona d'attacco, funziona così nel basket, negli ultimi 2 minuti si chiama time out e si può poi rimettere in attacco, chiaramente se se ne ha voglia, necessità e tutto il resto. Ora c'è molto da fare per entrambe le squadre, anche il +7 non è abbastanza, questo 41-34 è pochissimo che si va alle due squadre, 24 secondi da giocare, 26 sul cronometro, dunque una discrepanza di 2 secondi tra i due cronometri, 2 secondi che, ripeto, possono fare la differenza. Attaccando dall'altra parte, se dovesse decidere la rimessa d'attacco come è a mio avviso sicuro, la Rainbow Via Grande dovrà difendere per 14 secondi, mentre appunto San Matteo dovrà attaccare per altri tanti secondi, avrà dunque qualche chance in più di provare a rosicchiare un po' di questi 7 punti che servono le due squadre. 41-34 il punteggio. Sceglie ovviamente l'attacco coach Simona Grillo, sceglie l'attacco, saranno 14 secondi per le rosse, devono rimontare 7 punti, punteggio ricordiamo 41-34, 26 secondi alla fine della partita. Michalic si incarica della rimessa, succederà per Raffaele, ancora Michalic prova la tripla dall'angolo
tiro toccato da Semenchuk, ancora palla per San Matteo con Cosenza, prova ancora la tripla, non c'è fallo, la palla va a toccare il tabellone. Praticamente ci sono i tiri di coda su questa partita perché adesso la Rainbow ha a disposizione meno di 10 secondi per attaccare, per chiuderla qui. Ovviamente fallo di Michalik su Spampinato, fallo di Michalik su Spampinato per mandarla in lunetta e recuperare ancora secondi, ma sono sempre 7 punti con appena 12 da giocare, pochissimissimo, veramente difficile a questo punto la rimonta per il San Matteo di Messina. Buona prima di Giulia Spampinato, porta 8 le lunghezze di vantaggio e 14 punti personali, 15 punti per lei. 10 secondi, prova il tutto per tutto San Matteo, Michalik per Vendi, salto basso, la palla viene regalata alla Manna, finisce qui praticamente la partita. Spampinato sbaglia, il rimbalzo di Katerincic va a segnare, non è buono il tiro di Katerincic. Punteggio finale 43-34 in favore della squadra di coach Ninni Gebbia. Noi un secondo ci fermiamo e andremo per le interviste post partita. Dunque partita Grandese, però fa sua gara 1, è fondamentale aver fatto proprio questa gara perché andranno a giocare la gara 2 alla palestra Ritiro di Via Grande con molta più tranquillità le ragazze di coach Giovanni Gebbia, Ninni Gebbia. Riusciranno in questo modo a vivere una seconda parte di questa serie finale molto più tranquilla. Ora aspettiamo per le interviste post partita i protagonisti di questa fantastica, è stata una partita interessantissima in cui la difesa soffrire le classiche 7 camicie alla squadra di calcio. Perché? Perché Rainbow Grande è abituata a ben altri punteggi, a una media punti molto più alta e invece si è ritrovata a poter fare appena 43 punti che sono veramente pochissimi rispetto agli standard, ma subirne anche 34, dunque anche buona difesa per la formazione di casa. Ora le ragazze stanno per arrivare qui per l'intervista post partita. Stiamo arrivando per l'intervista post partita, aspettiamo qualcuna, stanno festeggiando con il cane, credo di Giuliana Lamanna, quindi grandi feste. Stanno festeggiando l'altezza. Andiamo adesso, vediamo chi sta avvicinando. Ancora aspettiamo, scusate per l'attesa, ma le interviste post partita chiaramente devono fare il paio con i festeggiamenti delle ragazze in campo che hanno tutto, hanno avuto questa partita veramente stancantissima da 1000 punti di vista. Abbiamo anche Emanuela Rasino, ex giocatore. C'è un po' tutto l'ambiente basket regionale, vi sono tantissima folla ma anche molto competente qui al palazzetto, però io vi farei vedere in questo momento le ragazze in campo che stanno festeggiando. Festeggiano per fare la fotografia a fine gara.
però mi stia lì e sto arrivando. Ok, vieni con me. Comunque presidente Ricciardello, è finita, è stata durissima oggi, come l'ha vista? La partita l'ho vista bene, un po' sofferta ma bene, e le ragazze sono tutte brave, ci mancava un dato importante oggi di una ragazza che si è fatta male, ma sono brave lo stesso, hanno sostituito perfettamente questa ragazza. La cornice è bellissima, il palazzetto pieno e la vittoria è meritata, ci avviamo a salire in alto. Benissimo, grazie mille Presidente. Grazie a voi, e complimenti. ci vediamo sabato 15 al Palaritiro per la gara 2. Esatto. Grazie, alle prossime. Visto c'è coach Ninni Gebbia, saluto col Presidente, chiaramente Ninni Gebbia, ricordiamo sempre è catanese, ma ragusano in realtà, nato a Catania ma ragusano, e ha vissuto tante stagioni a Ragusa sia da giocatore che da allenatore. Coach Gebbia, oggi sudatissima, alla fine l'avete fatta vostra. Beh, sicuramente una partita difficile, una partita in cui Messina ha provato inizialmente la difesa uomo contro uomo e noi tutto sommato siamo riusciti ad attaccare abbastanza bene andando avanti in circa 10 punti, poi punto su punto loro hanno recuperato tanto da impattare all'intervallo, prima dell'intervallo lungo. In attacco loro si sono poi schierati a zona e noi non abbiamo mai trovato tiri da fuori come precisione, i tiri erano aperti ma non ci abbiamo preso. Buon per noi che abbiamo stretto le maglie in difesa, costringendo loro a realizzare 8 punti in 20 minuti. Esatto, quindi un quarto da record a livello di punteggio basso, ma anche un plauso alla difesa che era prima di Ivanio, che comunque è una delle giocatrici più importanti da questo punto di vista. Sì, vabbè, questo fa parte del gioco, avere la disponibilità, loro mancava le guerre, quindi Esatto. voglio dire non possiamo guardare al fatto che mancasse Ivanio, perché le altre sono in grado di poter fare determinate cose, oggi il tiro non è andato. Inter gara 2 si giocherà dopo Pasqua, sabato 15 aprile a Messina contro San Matteo. Probabilmente rientreranno anche Certomà dall'altra parte, che è un'altra giocatrice da allenato su top. Sì, guarda, molto sinceramente io credo che noi dobbiamo pensare a noi stessi, cercare di migliorare le cose che non sono andate, che poi ci sia Certomà, come per noi ci possa essere Ivanuk, una giocatrice in più nella rotazione, importante per entrambi, ma questo è lo sport. Grazie mille coach. Adesso credo che stia avvicinando Fabiana Bosio, la grande piemontese della Rainbow Via Grande. Fabiana Bosio, classe 99. Ok, sì, mi stavo dicendo che appunto verrà anche Simona Grillo, ovvero la coach di San Matteo Messina. Si avvicina appunto Fabiana Bosio. Fabiana, ciao. Partita durissima oggi. Durissima, sono volate un po' di mazzate, ma lo sapevamo, eravamo pronte, siamo combattive e non abbiamo mollato. È importante anche farlo davanti a un pubblico del genere, immagino. Sì, è bellissimo, avere il palazzetto pieno e penso sia il sogno di tutti i giocatori. Bello che anche loro hanno portato tifo, c'era tanta tensione ma ci ha aiutato un sacco. Coach Gebbia ha sottolineato l'importanza della difesa per voi oggi, come se essere ben attenti in difesa. Sì, dobbiamo lavorare sempre di più, ma abbiamo fatto delle buone azioni difensive che poi hanno portato all'attacco. Esatto. In gara 2 come te l'aspetti a Messina? Gara 2 è difficile perché noi abbiamo tanto pubblico, ma se loro sono venuti con questo pubblico non voglio sapere a casa loro, ma siamo pronti e ci faremo trovare pronte. Vi vedrete con i pullman? Sì, per forza, adesso parlo con lo staff perché ne abbiamo bisogno di carica positiva. Perfetto, grazie mille Fabiana, Grazie a buona voi. serata. Abbiamo adesso coach Simona Grillo che penso stia arrivando. Che appunto coach Simona Grillo che quest'anno è iniziata da giocatrice e poi è subentrata a Romeo. Coach Grillo sta arrivando. È subentrata a Ciccio Romeo alla fine del giro d'andata. Simona, che partita oggi incredibile forse. Sì, bellissima. Allora, io come ho detto le ragazze a fine partita, io sono contenta perché noi per come siamo messe tra infortuni e tutto non pensavo
pensavo di prenderne ancora di più, e invece loro alla fine, nonostante siamo pochi, abbiamo molto meno rotazioni rispetto a loro, anche se a loro gli mancava Ivanuk, ma comunque sono più lunghe di cosa. A me mancava sia Certomac che Melida, e ora Guerri comunque ci dava una mano. Niente, quindi però comunque brave loro, brave le mie. Anche perché voi dal punto di vista difensivo vi siete veramente stancati, diciamo. È l'arma, è la nostra arma. Io volevo provare altro, non ci siamo riusciti e poi abbiamo continuato con la nostra difesa che ha fatto bene sia in semifinale ma anche oggi qua. Speriamo bene per la prossima. Probabilmente ci sarà Ivan quella prossima, ci dice che ci saranno Certomac e Melida. Ora vediamo perché Certomac è a Savona, quindi dipende se lei può scendere dopo Pasqua. Stavo a pasteggiarmi in qua al sud, non so se poi può scendere il fine settimana dopo. Invece l'altra Melida vediamo, non lo so, vediamo. Comunque bellissimo, diciamo l'ultima cosa, il tifo, anche da Messina tantissima gente oggi ha seguito. No, ci hanno seguito pure con questi playoff, si sono talmente date appassionate anche i ragazzi, i genitori delle ragazze dell'Under 13, e c'erano pure loro, e sono venuti fino a Palermo. Cioè, è una cosa pazzesca, meno male. Bene. Grazie mille coach, Grazie. ciao. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata. Da Roberto Quartone è tutto, alla prossima.